Stadio Longhi Bovetto di Croce Valanidi, 13ª giornata del campionato Under 14 provinciale calabrese per il girone di Reggio Calabria. La Segato, reduce alla vittoria per 0-2 sul campo della SC Alessandro Rosina, ospita l'Academy Lamezia, sconfitta nell'ultimo turno per 1-2 dalla Morrone. Dirige l'incontro il signor Pietro Foti della sezione di Reggio Calabria, quando grazie all'ausilio delle immagini a cura di Raffaele Merolillo passiamo a raccontarvi del film di questa sfida. Consueto 4-3 per la Segato di mister Antonino Cassalia, che passa in vantaggio dopo 4 giri di orologio. Il tiro cross di Di Maio batte il portiere per l'immediato vantaggio dei padroni di casa, che replicano 2 minuti più tardi ancora con Maio che ci prova dalla distanza con il destro attento Ferraro a smanacciare in corner al nono. Ancora padroni di casa pericolosi, palla per Castellano che si appoggia ad un compagno, tentativo che non inquadra il bersaglio grosso. All'11esimo arriva il raddoppio, palla servita per Castellano, apre per Provenzano, conclusione parata sulla ribattuta. Castellano mette tutti d'accordo e fa Segato 2 Academy Lamezia 0. Al quarto d'ora arriva il tris, Mazzeo serve il compagno con l'ura di tacco, assist visionario per Castellano che chiude con il diagonale per il 3-0 di giornata. 3 minuti più tardi Provenzano apre ancora per uno scatenato Castellano che restituisce il favore al compagno, il piattone sotto l'incrocio dei pali per il poker di giornata. Un minuto più tardi la conclusione di Mazzeo non inquadra il bersaglio grosso. Al 20esimo arriva già la manita, palla messa dentro per Castellano, scatenato questa volta col mancino, fa 5-0, sempre e solo Segato ad offendere. La palla termina sul mancino di Collura che calcia al lato. Ancora Provenzano in versione assistman per Castellano, ennesima rete per lui, quella del tennistico. 6-0, abbiamo perso il conto e le reti del numero 13. Maio intanto apre per Collura, prova il pallonetto, sorvola solamente la trasversale. Lopreato intanto da sinistra supera l'avversario, mette dentro per un compagno, il solito Castellano a fare 7-0. 33esimo batte un colpo l'Academy Lamezia con Cutri che davanti a De Lorenzo calcia fuori. Ultima emozione nella prima frazione di gioco con la conclusione di Di Maio che dopo aver saltato un avversario prova la bordata da lontano, colpisce solo il palo dove il tocco del portiere dell'Academy Lamezia. 5 minuti dopo il rientro in campo delle formazioni, punizione perfetta di Collura che vale l'8-0 di giornata. Inizia la girandola di cambi intanto per mister Antonino Cassalia che fa rifiatare i suoi uomini al 55esimo, lancio lungo per Lopreato molto aperto a sinistra, salta l'avversario, rientra sul destro, uno scatenato Lopreato trova solo l'esterno della rete. All'ora di gioco arriva il gol della bandiera della Metz De Fazio per Abate, deviato il suo tentativo mancino. 8-1. Al minuto 65 però Segato che torna ad offendere, sfera a rimorchio per Gattuso che arma il destro. Gattuso 9-1, Segato esagerata a Longhi Bovetto di Croce Valanidi. Ultima emozione con la punizione di Nillo che trova in pieno l'incrocio dei pali. Segue solo il triplice fischio del direttore di gara. Segato, Lamezia è già storia e termina per 9-1. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.